Sanremo, e Sanremo, e Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Cantanti qui su Radio Libertà. No, allora, dovrebbero essere i Barbari Eleganti, però questa è la seconda puntata dello speciale Sanremo 2026. Abbiamo fatto una puntata ieri sera dove abbiamo parlato dei primi 15 artisti, quelli che si sono esibiti ieri sera, che è andata molto bene, sia in termini di critica che in termini di share, e quindi abbiamo deciso di fare una seconda puntata, anche no, non è vero, era in programma fin dall'inizio, in cui la formazione dei Barbari Eleganti, una formazione integrata, e poi spiegherò da chi, ma tanto è integrata dalla stessa persona che l'ha integrata ieri, andrà a commentare il meglio, ma soprattutto il peggio di questo Sanremo 2026. Qui, con un po' di alcol in corpo, e a parlarvi il signorino della Cattolica Marco Rubeo, buonasera. E qui con me, ma anche lui con un po' di alcol in corpo, alla mia sinistra, il buon, il solo e unico Vittorio, cugino Vittorio, buonasera. Cugino, un bicchiere di vino ti fa sto effetto? No. Ma sei messo male, eh? No, Devi fare un po' corso accelerato da rockstar? Si scherza, ovviamente. Alla mia destra è tornato a trovarci il solo e unico Luca Adalberto Scognamiglio. Grazie, buonasera a tutti. Marco, mi stai sul cazzo? No, scusa. Già iniziare così mi sembra. Hai ragione. No, infatti hai ragione, ho sbagliato. Solitamente mi stai sul cazzo, ecco. Così ancora di più. Ecco, benissimo. E insieme a noi, insieme alla formazione dei Barbari Eleganti, a integrarla e a trasformarla nei Barbari Cantanti, è tornata a farci da regia e a intervenire questa sera per spiegare le sue opinioni, che sicuramente saranno uguali alle nostre, la nostra regista storica, la buona Sveva! Buonasera a tutti, Barbari Cantanti. Barbari Cantanti. Barbari ubriachi, come voi volete chiamare, No, come ci vogliamo chiamare, non so. No. C'era anche tu all'aperitivo comunque. Sì, purtroppo sì, anche in questo sono stata obbligata, sono stata incastrata. Ma non è vero, sei stata tu a dire andiamo a fare l'aperitivo prima della puntata. Sono illazioni. È stata lei a dire andiamo a fare l'aperitivo prima della puntata. La mia parola contro la vostra. Io non voglio entrare in questa discussione, quindi lasciatemi stare. Guarda Vittorio, non devi guardare me. Io guardo te perché hai una cosa in mano che anche ieri avevi, ma dell'anno scorso. Ora ce l'hai sempre in mano, ma è nuova. Ci siamo cascati di nuovo? Ci siamo cascati di nuovo. Come l'anno scorso, la regia ha voluto sfidarci portandoci una scaletta che quest'anno fa più cagare di quella dell'anno scorso. No! Dai, cos'è terribile? Avevo detto a Beppe di stamparla a colori. È una scaletta terribile, è un affronto ma diretto nei riuscite nostri a immaginare i Barbari Eleganti che rispettano una scaletta? Cioè, e noi, oggettivamente, come lo scorso anno, non la rispetteremo. Puntate, gira quella fottuta pagella. C'è una pagella. Effettivamente dietro c'è una pagella con gli altri 15 artisti che commenteremo dopo, perché seguendo la scaletta 20:05, 20:20 sono le 20:09, quindi siamo ancora in orario. Intro più commento dei co-conduttori e ospiti, puntata di ieri e più altre cose. È soddisfatta però dal fatto che stiamo rispettando la scaletta. Ti è piaciuta la puntata di ieri? Ieri bellissima, devo dire che l'ospite migliore della puntata di ieri è stata Annalisa, ovviamente, l'avete vista tutti quanti, giusto? Annalisa? Ma quale Annalisa? Annalisa la cantante. Io ieri ho visto per 3 ore Annalisa, non era a Sanremo? No. Ho sbagliato? Scusate, ho sbagliato video. Dai, ma fai serio? Che succede? Scusa. Cugino, almeno tu l'hai vista la puntata ieri sera? Come no? E chi c'era come ospite? Luciano Spalletti? No. Anche io ho sbagliato. C'era Ornella Vanoni? No! Non mi toccare Ornella. Dai, scogna! Dai, scogna! Allora, non dirò nulla. Che roba di cattivo gusto. Non dirò nulla. Vabbè, Sveva, salva tu la situazione. Com'è andata la puntata di ieri? Un po' noiosa, dai, diciamocelo. Un po' tanto noiosa. Però Pilar, unica, cioè iconica, bella, brava, intelligente, simpatica.
simpatica, non so tu cosa ne pensi, Marco. Sono assolutamente d'accordo. Pilar Fogliati è una delle mie preferite. È morta. Certo che è morta. Non lo so, ha scritto Fausto e Ornella. Che cazzo sono Fausto e Ornella? Ma scusa. Vabbè, ma c'è stato Fausto Leali e poi alla fine della puntata Che cazzo è Ornella? L'omaggio a Ornella Vanoni. Ah, l'omaggio a Ornella Vanoni. L'omaggio. Ma povera, mi spiace, io non sapevo fosse morta. Ma come non sapevi fosse morta? No, io approfitto di questo spazio che mi viene concesso per fare le condoglianze alla famiglia e ai parenti tutti e agli amici. E mi spiace. C'era la nipote a fare c'era un omaggio. C'era la nipote sì, va bene. L'hai Ma visto, che Sveva, cazzo l'omaggio? Sì, che sì, ho cazzo visto di l'omaggio. scaletta è? Scrivi che è morta perlomeno. No, perché dovrebbe scrivere che è morta nella scaletta? Tu sapevi che era morta. Ma certo che lo sapevo. Io no. Fausto Leali è vivo e è morto pure lui. No, Fausto Leali è vivo e sta Meno meglio male. di te. Lunga vita Fausto Leali. Allora, Sta meglio di lui come Allora. la signora Gianna Pratesi. no, questo è un po' Giorgio esagerato. Patesi, non so se è Allora, arrivata ad oggi. Allora, io vorrei fare un Speriamo. commento su Fausto Leali perché è stato il momento più bello della puntata. L'omaggio alla carriera. Ecco, cioè, arriva. Scusate, dalla redazione. Allora, dalla redazione ci fanno delle facce strane. Allora, no, il premio, cioè l'omaggio alla carriera per Fausto Leali, che comunque devo dire a 82 anni ha ancora una voce straordinaria. Cioè veramente. Io tra l'altro ho avuto occasione di vedere Fausto Leali l'anno scorso, non mi guardare così, ho avuto occasione di di assistere a uno splendido concerto di Fausto Leali l'anno scorso, che è venuto a fare un concerto gratuito in piazza Silvi Marina, pensa, dove io ho la casa al mare. Che culo. Quindi io per 3 ore Sì. è durato, lui è arrivato alle 10 di sera, ha iniziato il Sì. concerto alle 10, io me ne sono andato via a mezzanotte e mezza e non aveva ancora finito il concerto. E ha 82 anni. 82 Sì. anni, Dura è più di- salito sul palco, ha cantato in maniera perfetta almeno una quarantina di canzoni. Io, cioè, ho resistito meno di lui a un concerto del genere. E ha tirato fuori, ma l'avrete visto anche voi, gentili. Cosa ha tirato fuori? No, stavo per dire, una voce straordinaria, Ok. una capacità di cantare che veramente, qua non scherzo, a 82 anni è incredibile. E ora tiro fuori la bomba. Fausto Leali è il Mick Jagger italiano, perché non è possibile a 82 anni saper ancora tenere il palco e avere ancora una voce incredibile come è quella di Fausto Leali, come l'abbiamo vista ieri sera. Quindi mi confermate che il premio non era un premio postumo? No, Fausto Ok, Leali Fausto c'era. Leali c'era. Fausto Benissimo. Leali c'era. Io sono d'accordo Ornella con Valoni te. c'è stato un omaggio da parte della nipote. Tu non hai visto la puntata? Di ieri, no? E ho Che cazzo scoperto... sei qui a fare allora? Io ho scoperto tra l'altro stasera e sono davvero distrutto da questa notizia che Ornella Vanoni è Ma morta. dai! Io mi spiace, ancora, io ripeto, la scaletta è fatta col culo perché Ma no, ma dai! dovevate, Ma come ti permetti? ma no, ma dovevate avvisarmi del fatto che Ornella Vanoni fosse morta. È una notizia È una terribile. chiamata. Sono Buonasera! Buonasera. Beh, meraviglioso! Questa ogni sera ci sei per promessa- tutta la puntata. No, purtroppo non posso. No, Per dai, vari non dire. motivi che non sto qua a dirvi perché veramente. Vabbè, deve pippare, lo sappiamo. Vabbè. Esatto, devo pippare. Ha detto lui. Questo va nella prossima sigla, eh. Non è vero, ma assolutamente è ChatGPT che sta parlando. No, comunque devo dire una roba, cioè la top 5 di ieri sera. mi ha fatto Dai, proprio diciamolo, cagare. diciamolo. Cioè, ma non esiste. Ma non Allora, esiste, ieri in top non è- 5, che sono gli artisti che abbiamo commentato ieri, sono entrati il terrorista e la malattia terminale, LDI H7, No, Tommaso Paradiso, Fedez e Masini, Tutti quelli che avete distrutto ieri sera. Night, e poi chi altro era in top 5? Non c'era dito nella... No, cosa va il dito? no. Nella piaga, scusate. Chi? dito nelle pieghe. No, Dito nelle chi altro pieghe. c'era in top 5? Di Don Gun. Chi altro c'era in top 5? Non si ricorda. Mamma mia, ragazzi. Andiamo a cercare, Andiamo a cercare. Abbiamo dei potenti No, mezzi a comunque- disposizione. Comunque io A parte ogni questo- Sanremo poi Ermal Meta, ecco, come dimenticarsi di Ermal Meta in top 5, giustamente, con la sua canzone. Parliamo delle cose importanti, perché poi questi qua poi alla fine sono delle cavolate, nel senso che non puoi mettere in top 5 queste persone qua. sti Gazza, a cantanti proposito qua. di robe serie, ma lo sai che io da stamattina che sono entrato in fissa col tuo artista preferito? Lo so. È da lo so, stamattina lo so. che ho in loop Ma su Spotify quella da canzone lì. stamattina che io ci ripenso, da stamattina che io ci ripenso, però Però?
io devo dichiarare Sì. ufficialmente che certa sala stampa, Mm? che poi si ripete ogni anno sto film proprio penoso, Guarda, sono proprio aveva ragione falliti. Ultimo nel Sono 2019 proprio- esatto, quando diceva che stavo la sala arrivando proprio- stampa stavo ha arrivando una lì. settimana per sentirsi importante e la sfrutta nel peggiore Ma- dei modi. Ma io ho visto l'intervista a Carlo Conti, ma sono di un imbarazzante, ma di un penoso, ma trovateli un lavoro a quei poveri Diciamo giornalisti lì. no, ma mandateli- perché? ma Diciamo mandateli che la nei sala paesi stampa seri. nella settimana di Sanremo dà sempre il peggio di sé e l'hanno dimostrato Sì, anche quest'anno sì. e non si sono smentiti. O no, regia? È quello che fai tu lunedì pomeriggio. Ma io non faccio parte della stampa. Ma mandateli in qualche paese serio avente come capitale Mosca. Non lo No! so, No! dove c'è la libertà di stampa, almeno possono dire le loro cavolate senza farsi troppi problemi, non lo so. Ma in però generale, comunque- Gazza, come ti è sembrata la puntata di ieri sera? Noi abbiamo detto un pochino noiosa. No, noiosa, sempre Noiosa. piatta. Cioè, anche l'altro ieri era piatta, quindi spero che oggi sono le cover, no? O domani? No, oggi gli altri 15, domani le Gli cover. altri qui, mamma mia, oggi sarà un'altra noia. Sì. Cioè, quindi, vabbè, io tanto aspetto solo il sale che c'è a tavola e che vincerà Salda Vinci. Il numero ovviamente. uno. Il numero uno. Numero uno, e almeno poi ci saranno quei 3 minuti di divertimento, felicità, almeno, di euforia, felicità. sì, Diciamo sì, che in un sì, festival noioso, quantomeno Salda Vinci avranno fatto le battute, canzone da matrimonio napoletano, la nuova sigla del Castello delle Cerimonie, va bene, ci sta, però quantomeno porta 3 minuti di allegria in mezzo alla Esatto, depressione più totale, esatto, dai. Esatto, Cioè quest'anno gli d'accordo. unici a portare un po' di allegria, senza scadere troppo nel trash, sono La mia prediletta, Dito nella piaga e Salda Vinci. Sono d'accordo. Il resto è tutto piatto. Poi non so se lì c'è anche il buon Vittorio Le Donne. Certo che c'è. Purtroppo sì. E non mi saluti, Vitto? No, aspettavo la fine del comizio in favore di Salda Vinci. Ecco. Dimmi, che è tempo terminato? fa? Che tempo fa adesso, Vitto? Ma dai, ma perché bisogna fare... È lo speciale Sanremo, Vabbè, perché fare queste domande? È una domanda interessante comunque. No, vabbè. Era Leopoli, non Odessa. Ma Esatto, signore, non è abbiamo, lo stesso. allora, rispettando la scaletta, perché ovviamente Sveva, noi le scalette le rispettiamo, abbiamo ancora 2 minuti di orologio per parlare dell'intro, no, l'intro è quello che dovevamo fare noi, per parlare in generale della puntata e di come è andata la puntata di ieri e di Fausto Leali ne abbiamo parlato. Gaz, tu hai visto l'omaggio a Ornella Vanoni che ha fatto sua nipote? No, non l'ho visto perché mi sono addormentato prima. Ma tu sapevi fosse morta? Ornella Vanoni, no. Perché Scogna non lo no. sapeva. Io l'ho scoperto stasera, ma tra l'altro la regia Ma si scusa- vanta della scaletta e non l'ha neanche scritto sulla scaletta. No, Ma la ti pare regia ha normale? scritto parlare di Fausto Leali e Ornella Vanoni. Ma Effettivamente, anche Fausto Sveva, Leali è morto. effettivamente se posso farti... Fausto Leali No, Fausto Leali è ancora vivo Non ed è molto più in forma di tutti noi messi insieme. lo hanno risuscitato ok. per Sanremo. No, non è poi. vero, No, non è era già vero. vivo. Non è Ok, a vero. posto. E Ornella Vanoni è morta. Scusate, vi porto un ospite d'eccezione. Errore. Buonasera. Buonasera. Direttamente dalla redazione di Dalla Radio colonna. Libertà. Che bella Abbiamo voce. la redazione che interviene in Io diretta. volevo spezzare un'arancia nei confronti del povero Scognamiglio che state bullizzando per un No. banale errore dovuto alla svista. Perché dopo che ha visto, com'è che si chiama? La Gianna Pratesi. Sì. Si chiama, no? Sì, certo. Per lui sono tutte vive. Esatto. Io, cioè, si è confuso, capito? A quel punto lì sono vive tutte. Sì. Sottoscrivo quello che dice. No, tra l'altro ha un senso, no? Questa cosa della... Ma a te, signor redazione di Radio Libertà, ti è piaciuto l'intervento di Gianna Pratesi nella prima puntata? morire. Chi da morire? No, l'accento dice tutto. Ha un senso perché voi li avete visti. Cioè, Certo, se no certo cosa punto siamo qui a fare? Arriva Masini, no, che sembra Sai Baba, Sì? no? Poi c'è la Patti Bravo, Sì? che è la bambola assassina, gli metti in mano un coltello da costata, è il personaggio perfetto. Sì? Quell'altro, come si chiama? Coso? Tiziano Ferro, Sì? che l'hanno tirato fuori dal cassetto delle camicie, ma la camicia che sta sotto, è presente quella che non la Sì. usi mai, l'hai stirata, ma quando poi la tiri fuori c'è il colletto speciale, Esatto. c'è quella piega in diagonale che non verrà mai via. Esatto. No? Ecco, sembrava tirato fuori da lì. Allora, come fai a farli sembrare un po' giovani?
ci metti uno di 106 anni. Giusto! Già a 104 non andava più bene. Ecco, abbiamo capito il senso dell'intervento. Esatto. Siete dei grandi invidiosi. Volete essere tutti come la signora Pratesi, invece siete dei derelitti. Io posso parlare a nome di tutti, penso che nessuno dei qui presenti arriverà a 106 anni. Ma meno Quindi, male. ma meno male. No. Ma mai. Regia, tu che sei più vicino all'età della signora Gianna Pratesi che alla nostra, che ne pensi? Ma tutto a posto? Cioè, ma qui ci rendiamo conto? No, alla mia, quantomeno alla mia, ecco, dai. Alla ecco, mia. Ecco. Scusate, io ho 23 anni, quindi quantomeno alla Ripeto, mia. tutta invidia. Cioè, il menisco della signora Pratesi sta molto meglio del mio. Vabbè, grazie. Vabbè, ma non va Ma bene. tu sei nota per il tuo menisco. Cioè, tu sul Fanta Sanremo ti chiami menischi rotti. Sì, questo è vero. E la mia migliore amica si chiama Malleoli Rotti. Cioè, menischi rotti è un po', sembra il titolo della parodia di Diamanti Grezzi. Allora, sono le 20:21, la scaletta dove l'abbiamo No, lasciata? sì, ma io la sforerei per un secondo inquadrando lo schermo e facendo vedere il Fanta Sanremo. Per come è andato il Fanta Sanremo. Perché, guarda caso, sono primo anche questa sera, signori. Ancora per poco. Allora, Silvio Berlusconi, Ma tu sei cioè l'ultimo. il sottoscritto, al primo posto con 995 punti. Ci terrei a sottolineare. Al secondo posto Gino Nella Piaga da Menischi Rotti, 915 punti. Sempre un cioè saluto Sveva, a Gino. cioè Sveva. Al terzo posto Charlie Kirk e il suo Gabibbo, cioè Luca Scognamiglio, con 750 punti. Cioè, devo dire che tra il secondo e il terzo posto c'è un bello stacco. Tra il terzo e il quarto posto, cioè Vittorio Sbronza Morandi con 585 punti, e al quinto posto Gaz, mi spiace, ma come è stato possibile che sia arrivato ultimo con appena 535 punti, signor Erta Vernello? Ma Gaz, perché- com'è possibile? Ma semplicemente perché aveva lasciato un po' di margine di vantaggio. Ah, l'hai Poi fatto adesso vedi le apposta. ultime serate, Cioè, ma vedi Gazza, le ma guarda sorprese che ti tirano tu fuori. che sei un cultore del Fanta Sanremo, essere superato da Vittorio, che manco le guarda le puntate del No, festival. è pura Ah. strategia perché vedrai domani le cover che casino faranno i miei. Perfetto. Io ci Bene, tengo a sottolineare che Esatto. grazie regia. questo dimostra chi non ha un cazzo da fare la mattina o la sera contro chi invece chi è occupato. Bene, io però Esatto. rispetterei la scaletta e andrei ascoltando il riassunto della seconda metà degli artisti che tratteremo stasera. Ho mandato Io l'audio, mi lo puoi mandare? tempo. Bene, un 10-15 secondi per ognuno e intanto magari sopra dico il nome di chi sta cantando. Arisa. Ma se lo sai, Eddie Brock. scegli sempre quello che ti farà male e resti sola dentro un letto da rifare, perché è più facile per te farti spogliare. Francesco Renga. Sorride anche una lacrima, perdona il peggio di me, Con l'autotune. peggio di me, lascialo in macchina. Ma non vale Leo se Gassman. ora mi guardi con quegli occhi lucidi e mi macchi la felpa con il nero dell'eyeliner. Tu che sei più bella al naturale, è quello che sono. Luche. È che sei bella come una bugia, detta per non piangere, non dormirò più tra le braccia tue. Oh, vedi, io e te, Malika Yan. la strada è una giungla, chiama la luna come animali notturni. Io e te facciamo paura, troviamo una scusa per scomparire e dire tutte le notti a Mara Sattei. le cose che non sai di me. Da voce ai tuoi giorni tristi guarisce il mio disordine. Passo a prenderti, baby. Maria Antonietta e Colombre. Baby, per riprenderci tutta la nostra vita. Che cosa credi? Credo che la felicità ce la prendiamo e basta. Che prima o poi Michele Bravi. smetterai quando accendi la radio, canti solo le canzoni ma degli altri dovresti vergognarti.
che dopo anni non la smetti di mancarmi. La patente. Durerai per sempre, Raff. resterai, ci sarai anche se mai più ti rivedrò. Sei nell'anima e lì ti cercherò. Tu mi piaci, tu Saif. mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare. E in questa vita, e in questo dimostrare, tu mi piaci tanto. Saremo io Salda e te Vinci! per sempre, legati Olè. per la vita, perché senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì. Ho come un'ossessione stanotte, Samurai J. qui al centro delle mie fantasie, siamo solo di venerdì, bailando contigo así, per un'ora ti sento mia, non è amore, è una malattia, questo male. E se ti portassi via Serena da Brancale. quelle stelle, per cancellare il tuo addio dalla mia pelle. Chiudimi la porta in faccia. 13 Pietro Morandi. Se rivedermi piangere un po' ti rilassa. Dimmi che hai troppe cose da dire, cose da fare, fogli bruciare. Per rimanere fermo a guardare l'uomo che cade, l'uomo che cade. Ed eccoci, il nostro Gazza ha dovuto abbandonare, ma tanto si sa chi è il suo preferito, si sa. Allora, che dire? Cominciamo? Cominciamo, signori? Allora, partiamo da Arisa. Allora, ieri abbiamo parlato dei primi 15, questi sono i secondi 15, vabbè. Questa è la seconda metà che si esibirà stasera, nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. Sono in ordine alfabetico, non in ordine di uscita. Allora, partiamo con Arisa. Sveva, comincia tu con i commenti. A me mi ha fatto commuovere. Lo so che a me non si dice, però mi ha fatto Sei commuovere. romana, lo puoi dire? È gergo. Vabbè, diciamola così. Mi ha fatto commuovere. È molto bella, mi ha toccato molto, devo essere sincera. Sì, anche a me mi ha fatto Ma sei un po', mamma mia, guarda! Dai! Scognamiglio, Allora, fuori! Arisa fuori! dovrebbe capire che ormai A basta, casa! ha rotto anche le palle, cioè potrebbe anche Allora. smetterla di tirare fuori queste canzoni qua. Dai, Allora, figa. allora, per Ma quanto, fate schifo! per quanto mi riguarda, Arisa è una grandissima cantante, ha una bellissima voce. Questa canzone sembra un po' uscita da Frozen, dai. Sembra una canzone un po' degli ultimi, cioè dei film della Disney, ma non di quelli belli Meglio Salda Vinci, del vero? secolo scorso. Meglio Assolutamente. Salda Vinci. Ma voi siete Ne fuori? parliamo non dopo. spoileriamo, non Sembra spoileriamo. una uscita da Frozen 2, Frozen 3, Ma faranno dal Frozen resto, 3. siete dal resto. Quindi le do 6 giusto per la voce, ma non di più perché la canzone onestamente. Basta. L'hai insultata per 5 minuti, gli dai 6, che cazzo? No, dico per la voce, comunque è una bella voce. Tu, Scogna, quanto le dai? Io? 3. 3, ok. Sveva? No, dai, fai serio però, dai No, delle io sono valutazioni. serio. Va bene, va bene. Ma come fai a dargli 3? A me Arisa sta sul Dai, cazzo. non perdiamo- dai, non perdiamo troppo tempo. Vabbè, Diciamo un 8. un atto, cugino? Un atto. Banale, scontata, direi 5,5 per essere gentile. Bene, bene. Eddie Brock. Fermi. Eddie Brock. Ma cioè Eddie Brock Venom, il personaggio della Marvel? Perché io conosco quello. Chi è questo? Non lo so neanch'io, non mi ricordo neanche la canzone, onestamente. Scusate, se date 3 Scognamiglio, se Sì. dai 3 ad Arisa, Ok. quanto dai Eddie Brock? Soprattutto chi Ma è soprattutto, Eddie Brock? ma te la ricordi la canzone di Eddie Brock? Certo, è bellissima, mi è piaciuta. Per me merita la sufficienza. Sei un pagliaccio. Come si chiama la canzone di Eddie Brock? Aspetta che non mi ricordo. Bene, io gli do 4 perché non mi sa di nulla e onestamente neanche me la ragazzi, ricordo, io non tanto, so che cazzo tanto è sia. insignificante, quindi. Cugino, tu quindi? Cugino, per me lo metto giusto un pelino sopra rispetto alla puntata di ieri
Elettra Lamborghini, quindi 1. Ok. Sveva? Non me la ricordo onestamente, vedi. vi dico la verità. Ma già il fatto che siamo in 4 qua stasera, che tutti e 4 l'abbiamo ascoltata, beh, magari Scogna no, e nessuno di noi si ricorda neanche il titolo della canzone, Io fa metto capire un- quanto... un 6 politico, un 6 meno. No, sei politico no. 6 meno. Vabbè, comunque sono le 20:30 e dovremmo andare con lo stacco musicale. Ce l'abbiamo? Benissimo, allora Certo. ci sentiamo dopo. Non si dovrebbe dire così, ma ci sentiamo dopo. E ora l'unica canzone che si può mandare in onda in uno speciale Sanremo, ossia Perché Sanremo è Sanremo. Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone, ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no? All'improvviso viene voglia di cantare, insieme a un'altro viene voglia di cantare. Se viene voglia di cantare canteremo, Proviamo a crederci e poi vedremo. se viene voglia di cantare canteremo, perché Sanremo è Sanremo. Viaggiatori del sogno, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta, ma non cambieremo, perché Sanremo è Sanremo. Sanno di zucchero, di fragola e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo, perché Sanremo è Sanremo. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Cantanti, lo speciale Sanremo 2026 dei Barbari Eleganti. Qui con voi ci sono sempre i Barbari Eleganti, integrati con la nostra ottima regista Sveva. Allora, c'è una rettifica da fare. Perché durante questo stacco musicale abbiamo riascoltato la canzone di Eddie Brock e io il mio voto non lo cambio, sempre 4E. Tu Scogna? No, effettivamente è molto bella, quindi si merita una sufficienza, un 6. Va bene. Non siete d'accordo? No. No, per No. niente, benissimo. Andiamo Possiamo avanti. andare avanti. Cugino, qua faccio parlare te. Francesco Renga. Allora, il più grande declino della storia musicale. Non riesco a concepire come quest'uomo sia passato dai Timoria e da album che hanno fatto la storia della musica italiana come Viaggio senza vento e 2020 Speedball a diventare una macchietta della peggior specie. Una persona che non ha il minimo senso del pudore. No, dai, mi sembra Assolutamente sì, dovrebbe vergognarsi di quello che è diventato, veramente senza un briciolo di dignità quest'uomo, Addirittura. imbarazzante. Mi sembra eccessivo. Mi Nel sembra E senso- per me sarà il secondo zero dopo Elettra Lamborghini. Sì, Cugino, ma non sì, bisogna- Renga, ti ho messo allo stesso livello di Elettra Lamborghini perché te lo meriti. Cugino, ma non devi prenderla sul personale, dai. Io la prendo sul personale perché da fan dei Timoria non posso accettare una cosa del genere. Allora, io penso molto semplicemente che se ti piace Francesco Renga e non sei una donna con più di 50 anni, c'è un qualche problema a livello di gusti musicali. Per me è un 5, poteva diventare un 5,5, ma l'autotune mi ha confermato il 5. Non è una cosa anonima come Eddie Brock e tutti gli altri che non ce la ricordiamo nemmeno, però la sufficienza non la raggiunge per me. Scogna? A me piace Francesco Renga. Dai, Scogna, come è si bravo. chiama la canzone di Francesco No, Renga? vabbè, io non ne conosco una di canzone. Ecco. Vabbè, il titolo. Tu conosci qualche titolo di qualche canzone? Come no? Passare- Solo perché te lo sei scritto, non leggere. Dimmi il titolo di una di queste canzoni. Malika Yan, animali, Sì, animali notturni. Sì, sì. Vai allo zoo a vedere gli animali notturni. Allora, diamogli 6 a Francesco Renga perché è bravo e merita. Ma lo dici solo per fare un dispetto a Vittorio, dai, di la verità. No, perché a me piace Francesco Renga. Bene. Sveva? Anche secondo me ha fatto un declino, non ai livelli che dice Vittorio, senza dignità, insomma, comunque una buona voce, a me piace, però una canzone banale, quindi sufficienza.
Va bene, va bene. Direi di andare avanti. Allora, Leo Gasman. Che buono! Dai, non perdiamo tempo qui, dai, è il solito raccomandato insignificante. A ma me stai basta. sui coglioni, Ma lui come il padre. saltiamolo. È un commento corretto. Ah, bravo. Allora, a me Leo Gasman come cantante non dispiace neanche poi tanto, non mi sa di nulla, ma non mi dispiace. La canzone non mi dispiace poi tanto, ma solo perché mi sta profondamente sui coglioni suo padre, metto 4. 2. Ma stai scherzando? Stai scherzando? Stai scherzando? No, Tutto a posto? no, No, vabbè, guarda. Dopo questa ti abbasso il microfono come minimo. no. Ma qual è il problema? Scusami, a te sta simpatico Leo Gasman e il padre soprattutto. Ma tutti e due molto anche. Come Due mo- grandi Boni Capisce e due una grandi... Vabbè, Capisce allora, una mazza. uno un artista, lui un po' meno. Chi è un Grillo. artista? Chi dei due è un Alessandro artista? Gasman, ma stiamo È, scherzando. è un artista. È un artista. Vittorio, No, forse ti Alessandro. confondi con suo padre, Vittorio Gasman, regista di film bellissimi come Ladri di bicicletti, Assolutamente. che ha recitato in film bellissimi come La Ciociara, con Cioè, Sofia tu Loren. ieri ti sei messo a ridere quando ho detto che Elettra Lamborghini è un artista e non ti metti a ridere adesso. Ma no, io voglio piangere. Ma io non ho, voglio detto, ridere. non ho detto che Leo Gasman è un artista, ho detto che Alessandro È Gasman peggio lo è. ancora, è peggio ancora, perlomeno questo canta. Esatto. Purtroppo c'è democrazia in questo mondo, quindi Sono continuate. d'accordo, purtroppo. Quindi Vabbè. come lo valuti? 7+. Ok. Allora, Luque, quando Luque è salito sul palco, la prima cosa che ho pensato è stata: cazzo, Pharrell Williams si è fatto biondo. Poi ho scoperto che non arrivavano dallo stesso ceppo. E lì... Ma è napoletano? Luque? Ma secondo te? Quindi sì. Sì. C'è ok. da dirlo? Ok. C'è da chiederlo? Ok. Sì. 4,5, dai. Solo perché Se non fosse stato vieni dal napoletano? vomero. 4. Ok, perfetto. Voglio dire una cosa solo molto velocemente. Gli do un voto 4 e sono veramente stufo che gli artisti pop abbiano questa sudditanza verso questo festival ridicolo di canzonette del cavolo e si devono adeguare. Fate l'hip hop invece di fare ste canzonette di merda, che fate più bella figura, capre! Interessante. Sì, Scogna? no, io sono d'accordo con Vitto. Ah. Cioè, in realtà non me ne frega assolutamente un cazzo, però sono d'accordo con Vitto. Quindi 3. Svevo? Non lo so. Onestamente non lo so. So che è napoletano, quindi toglie comunque un mezzo punto. Ecco. Non l'ho capita, non so se mi piace e boh, gli darei sul 5. Va bene, mi sembra chiaro. Allora, arriviamo a un qualcosa di positivo, dai, Malika Yan. La canzone di Malika Yan, al di là del fatto che la sua voce è oggettivamente bella, a me piace la sua canzone, ha un bel groove, un po' di funk con delle sonorità anche abbastanza anni 70, un modo di cantare molto interessante che si sposa bene con la base, diciamo, con l'arrangiamento. Le do un bell'otto, dai. Un bell'otto, mi piace. Forse tra queste è quella che mi piace di più. Mi ha ricordato Alessandro Borghese che giudica un piatto. Vabbè. Comunque se posso dire la mia, io quando l'ho vista ho pensato a Pippo Franco subito, perché è letteralmente uguale. Metti una parrucca a Pippo Franco, però è oggettivamente brava. Quindi gli diamo un bel 6. Tu sei come 4 ristoranti. Perché? Bravo, bello, buono. No, io ho parlato del tuo giudizio, tu hai raccontato il giudizio come se fossi Alessandro Borghese che giudica un piatto. No, va bene, cugino, dai, di qualcosa. Direi di serio. che in questa serata è una delle uniche, forse 2, ad aver portato davvero della musica, quindi voto 10. 10 addirittura. Sveva? Io rimango allibita da ciò che dice il buon Vittorio. Sono contenta e darei un 8+. Non ridete, bambini, No, fate è bravi. che Scogna ci sta facendo vedere una foto di Pippo Franco a fianco a una di Malika Yan. Effettivamente una qualche leggera somiglianza c'è. Ma comunque è pur sempre... Io però vorrei chiedere alla redazione cosa ne pensa della canzone di Malika Yan, perché prima ce l'ha un po' stroncata, mentre io e Vittorio eravamo unanimi, quindi volevo sapere il suo parere. Prego. In realtà io non volevo darlo il mio parere. No, ma noi lo vorremmo Mi sentire. annoia a morte. Ti annoia la A canzone? morte. Dici qualcosa di estremamente già sentito? Sì, ma anche lei è una cantante che è straordinaria come qualità vocali, come tecnica, come precisione, professionalità e tutto quanto. La
canzone fa veramente schifo, proprio schifo. E non solo, ma è talmente brutta che riesce a non cantarla bene. No? Passa dalla voce di petto alla voce di gola in maniera... Si vede che fa fatica, lei fa fatica a cantare canzoni brutte, perché è brava. Quindi dici Free... Nelson Mandela. No, Free Malika. Sì, Free Malika. Perdonami Beppe, ma tra tutte queste che non sono neanche canzoni, secondo me l'unica, una delle forse 2 canzoni che c'è questo giro va premiata quantomeno. È quello che dicevamo prima, no? Quando eravamo fuori onda, no? Che cioè, se uno è evidente che se uno si trova in una vasca piena di sterco, no, è quello che puzza meno sempre il migliore. Certo. E in realtà resta sempre quello. Purtroppo ci troviamo in questa situazione, No, non va quindi c'è bene, poco insomma. da... Io non, penso che non le avrei dato 10 come hai fatto tu, cugino, è una però. delle stagioni di Sanremo peggiori di sempre dal punto di vista musicale. Quello sì, devo dire di sì. Terrificante. Sì, sì. Ieri ho assolutamente. fatto un piccolo esperimento. Ora io sono un chitarrista molto scadente e ho preso la chitarra e mi sono messo a guardare il festival e man mano che c'erano le canzoni trovavo la tonalità, poi dicevo vediamo un po' se riesco a suonarle, e a sonore erano talmente prevedibili che si capiva qual era l'accordo dopo, per cui le suonavi praticamente in diretta. Ovviamente Sì. fermo restando il fatto che l'unica cosa davvero positiva, straordinaria davvero del festival è l'orchestra, che quelli suonano ore e ore, avendo studiato con una perfezione e una precisione che è veramente impressionante. L'orchestra è veramente splendida. Ma a parte quello, le canzoni, cioè, se ci riesco io, oltretutto indovinandole... No, certo, è chiarissimo, è chiarissimo. Grazie. Allora, andiamo avanti. Mara Sattei, non mi dice nulla, canzone abbastanza... sì, sono d'accordo. Buona lei, un po' meno la canzone, abbastanza banale. Preferivo quella dell'altra volta, anche se pure quella era abbastanza mediocre. Le do un 5, dai. Non mi sa di niente. Cioè, è una canzone che ti dimentichi subito. 5,5 come Risa, cioè sei sullo stesso livello. Te la dimentichi talmente tanto in fretta che infatti non me la ricordo. Quindi anch'io rimango sul 5. Sveva? Io un 6,5-7 perché lei ha una voce strepitosa secondo me, però è banale, veramente molto banale purtroppo. Infatti mi dispiace perché stiamo dicendo a tante persone che sono banali rispetto a ieri. Secondo me la puntata di ieri rispetto a quella del giorno precedente è stata veramente scadente, Sì, volevo dirlo. sono d'accordo. E mi dispiace molto. Sono d'accordo. Bene, Maria Antonietta Colombre. In teoria i big del Festival di Sanremo dovrebbero essere persone che almeno dalla propria cerchia di familiari sono conosciute. Onestamente Maria Antonietta Colombre non li avevo mai sentiti. La canzone è abbastanza un po' movimentata, un po'... cioè che prova, la vedi che prova ad essere divertente, ma secondo me non ci riesce. 5,5. 5,5 giusto perché sono nuovi. E quindi non ho metodi di paragone per dire se mi hanno stupito o deluso, quindi 5,5. Devo darti un parere? Rimango anch'io sul 5. Io 5, non 5,5. Non so chi siano, non conosco la canzone, non me la ricordo. Ma tu cosa sei qua a fare? Ma che ne so, a buttarla in cacciare. 5. Vabbè, ma scusami, tu te la ricordi la canzone? Com'è il titolo di questa canzone? No, il titolo non me la ricordo, ma mi ricordo più o meno il ritmo e come fa. Come fa? Come fa? Giusto. Intonacele un po'. No, Dai. Se vuoi sentirmi cantare mi devi pagare. Oh, addirittura. Sì. Cugino, direi che questo qui è un bel 4 e sto quasi rimpiangendo Cuoricini per il... È una grandissima canzone Cuoricini, per il non me la giubilo di toccare. Scognamiglio, quindi 4. Questo Sanremo è una tragedia proprio perché non ci sono i Ma ti sei Comacose. mai ripreso dal divorzio dei Comacose? No, io sono ancora in lutto. Ma puoi stare insieme 20 anni e poi divorziare dopo 3 mesi che ti sposi? Ma una roba è terribile. Ma poi stai andando tutti gli anni a Sanremo, l'unica coppia che ascolta, l'unico gruppo che ascolta Sanremo e si lasciano. Che cazzo me ne frega del loro matrimonio? È Sanremo il problema. L'unica canzone che ascoltavo a Sanremo era la loro e basta, adesso sono lasciati. Sveva? Un mio ex coinquilino dice che i Maria Antonietta e Colombre, Coimbra,
Qui Beppe si ammazza le risate Colombre, vicino a me. il Colombre era un bellissimo racconto forse di Stefano Benni, no? Di Dino Buzzanti, era un bellissimo racconto anche molto triste. Scusa Beppe, l'ho fatto in prima superiore, sono passati solamente 9 anni. Ma dicevo che secondo me sembrano i figli dei Comacose. I figli dei Comacose. Non so quanto possano essere dei degni eredi, tra virgolette, in senso ovviamente fresco e non lo so, mi sembrano un po' non anonimi, perché secondo me alla fine qualcosa hanno dato, sul 6 ci siamo. Su 6, ok. Però non so chi siano, non so il loro passato, la loro canzone sì, carina, però niente di granché. Bene, bene. Ora arriviamo al momento più divertente della serata. Più o meno, Scogna, ti mando fuori dalla classe, eh? Scogna, annuncia tu il prossimo artista. Allora, il prossimo artista che dobbiamo giudicare è Michele Bravi, che ovviamente tutti conoscete, e io partirei però, io rimarrei ultimo a dire quello che penso, ma No, partirei... prego. Ah, vado io? Allora, in realtà quando l'ho visto sul palco mi sono meravigliato perché, adesso sono serio, pensavo fosse ancora in carcere. E invece sono contento che sia uscito, e una volta ascoltata la canzone però spero con tutto il cuore che in carcere ci possa anche ritornare, perché è una roba terribile, dai. Cosa ne pensate? È una roba terribile, non si può sentire. Ma guarda, io mi rifaccio a un commento che avevo letto su X, non l'ho fatto io, di una persona che diceva non sapevo che esistessero anche i vampiri gay, quindi Stiamo cadendo nel trash. quindi 4 signori. No, non mi piace Michele Bravi, non mi piace la sua voce, non mi piace il tipo di canzoni che fa, tutte così lente, tutte in tonalità così bassa che non ce la fa nemmeno a cantarle. No, onestamente no, non mi è mai piaciuto, e non mi piace neanche questa, che è esattamente la stessa cosa che ha sempre fatto, lo stesso genere di canzoni. Hai detto una cosa brutta però. Molto 5, dai, via veloce. Sveva? Un 6 perché il ritornello non mi dispiace, ma devo ancora capirlo, non lo so. Ho l'amaro in bocca di questa pagella, onestamente. Che stai dicendo? No, niente. Bene, signori, dobbiamo andare avanti. Allora, Raf, io gli do 6 solamente perché è Raf e perché a 65 anni sta un po' come Fausto Leali, sta messo meglio di tutti noi qua dentro messi insieme. È senza dubbio, è incredibile. Cioè, come porta gli anni Raf è una roba veramente... Cioè, solamente Simon Le Bon li porta meglio di lui. Ed è tutto dire. Quindi 6 solo per quello. La canzone non mi dispiace, ma non mi dice molto, però non mi dispiace neanche più di tanto, quindi un 6 se lo merita, a prescindere da tutto. Allora, in questo mare di pantano che è questa edizione di Sanremo, Raff lo voglio premiare, gli do un 7, perché secondo me la canzone non è così male, sarebbe da 6, 6,5 di incoraggiamento, però quel plus in più per diciamo per elevarlo dagli altri glielo voglio dare 7. Io non capisco il criterio col quale Vittorio dà i voti, però anche io voglio rimanere sulla sufficienza per quello che diceva Marco, ovvero Marco smettila per favore, ovvero no, che scusate, che ho ritrovato molto... su X il commento di cui parlavo prima, ma la parola utilizzata non è gay. Comunque qual è? Ce lo vuoi leggere? No, okay. Non ce lo vuole leggere. Inizia con la R. molto intenzionato a farlo, però va bene. Comunque il mio è un 6. Sveva, prego. Come? Sì. Ray. Sì. Allora, il fatto che Raff... Buoni! Il fatto che Raff abbia fatto il patto con il diavolo, siamo tutti d'accordo, ma per ribellione e per protesta... Oh, allora? No, prego. Prego. Poi lo leggiamo. Prego, Sveva, prego. Per protesta metto 5. Ma scusami, puoi leggere questo tweet, Scogna? Ti prego. Ragazzi, scusate, ma questo merita di essere letto. Michele Bravi. Allora, ovviamente ci dissociamo e anzi siamo vicini al cantante. Io vi abbasso il microfono, sapetelo. Però vicini quando non è immagine, forse. Allora, ieri sera ho fatto un tweet di cattivo gusto su Michele Bravi, del quale forse devo fare marcia indietro. Allora, l'importante è che a fare marcia indietro sia io e non lui.
Però siamo già... Dai, possiamo andare avanti. Dai, basta. Ovviamente, Direi che possiamo andare avanti. sei di cattivo gusto. Marco. Sì, Sei di cattivo gusto. Allora, abbiamo già sforato la scaletta perché dovevamo finire 50, sono i 50 e ne mancano ancora 5. Andiamo di fretta. Allora, Saif, tu mi piaci tanto. Carina, orecchiabile, mi dà un po' le vibes di Max Gazzè, quindi il 6 se lo merita, dai. Anzi no, 6,5, dai. Sono buono. 5. Ok. Vitto? Leggermente meglio di, ad esempio, Arisa o Mara Sattei, però non mi straccio le vesti, ecco. Sveva? A me ha sorpreso, quindi io gli do un 8 meno perché è una bella critica sociale, a me è piaciuta. Il titolo, insomma, e anche il ritornello con tu mi piaci, tanto sinceramente non l'avrei messo. Sarei rimasta coerente, però no, rispetto a quando mi avete prima interrotto sul RAF che stavo finendo, Chiediamo gli scusa. do un 5 di protesta perché il RAF è letteralmente come Tommaso Paradiso e mentre stava cantando la sua canzone io la cantavo con lui perché sono tutte uguali. Tranne Self Control. Comunque, Sal da Vinci. Beh, Sal da Vinci abbiamo già spiegato prima i motivi, bellissima, orecchiabile, ce l'ho già in testa e non me la scorderò più e probabilmente la vorrò al mio matrimonio. 9. Ha messo sul cazzo il boss delle cerimonie e proprio per questa ragione 5. Allora, cugino, quello che mi disturba dire è che Sal da Vinci comunque Cugino, comunque, ha una musicalità interessante, cioè non è così tragico come può sembrare. Per questo, dai, un 6 glielo do. dai. Sveva? 2 parole e un numero. È napoletano 4. Perfetto. Samurai J. No. 4 anche lui. Stesso discorso, uguale identico di Eddie Brock. Uguale identico. Io non so chi sia, non mi ricordo la canzone. Che voto devo dare? Niente. Abbiate pietà. Cugino? 2. Sveva? Un'hit estiva. Esatto. Estiva, poco meno della sufficienza, ce la sorbiremo per 8 mesi, un'hit estiva, niente di più, niente di meno. Oh, perdonami, Sveva, ma questa canzone è più di Raff? No, ma io, Raff, so benissimo che è un gran cantante, ha una bellissima voce. Io ho dato un voto di protesta, perché da lui mi aspetto qualcosa di più. Da come si chiama questo, Samurai J, non mi aspetto niente di più. Ma è immondizia? Certo, Ma non è musica? ma lo so, lo capisco, infatti. Ma una è musica e l'altra no, va bene, è ripetitiva, ma anche gli AC/DC sono ripetitivi, Stiamo calmi. non per questo gli diamo 5. Vabbè, 5,5. Oh, bene, arriveremo a 6 a fine puntata, vai Raff. Serena Brancale. Le do un bel 6 perché in generale ha una bella voce, di solito fa della buona musica e sono pro alla chirurgia estetica sulle donne, quindi un bel 6 glielo do per quello. La canzone non mi piace, preferivo la Serena Brancale dell'anno scorso, quella un po' più divertente, ecco, preferisco quello da lei. Questa canzone onestamente no, quindi 6 solo per quello che ho detto, ma per il resto no. Allora, sono completamente d'accordo sul fatto che la Serena Brancale dell'anno scorso fosse nettamente meglio, ma canzone molto bella, un bel significato, lei canta molto bene e quindi per questo si merita un grandissimo 9. Ok, Sveva? Allora, secondo me è stato voluto ovviamente il cambiamento Certo. tra l'anno scorso e quest'anno, per il semplice fatto che l'anno scorso era stata un po' sminuita secondo me, perché aveva fatto una bella canzone, ma per quanto lei sia una bravissima cantante e una bravissima musicista, compositrice, secondo me non aveva dato il massimo. Sicuramente sarà stata criticata, avrà voluto cambiare il ritmo per quello. Secondo me la canzone è molto bella, molto toccante. Io le do un 8. Ok. Allora, bel testo, sicuramente voce davvero incredibile, non c'è che dire, cugino, però pendo più dalla tua parte perché secondo me musicalmente risultava più efficace l'anno scorso, per cui voglio dargli un 7 perché la ritengo superiore nettamente a
gran parte di questa scaletta, però più di questo secondo me non si può dare. Io vorrei dire, in riferimento a questo e a tutti i commenti sui The Colors, su Sal Da Vinci e eccetera, che fare le canzoni divertenti non è di per sé un difetto, perché uno potrebbe benissimo prendere le cose con leggerezza e fare le canzoni divertenti. Non bisogna sempre fare la ballata o la roba super impegnata. Detto ciò, arriviamo all'ultimo, il figlio di Gianni Morandi, scusate, 13 Pietro. 4 per lo stesso motivo di Samurai J, di Eddie Brock, di Leo Gasman, di Luque anche, di ieri, insomma, musica abbastanza inutile. Scusa. A me sembra uno dei bambini di Ruffini, quindi... No, dai, mamma mia, 4 anch'io, scogna. 4 come Marco. Cugino? Allora, gli do un voto in meno rispetto all'altro figlio d'arte, 1, perché Gianni Morandi mi sta anche sulle palle, quindi Figlio questo. d'arte. Un po' meno. Sveva? Io gli do un 6 di incoraggiamento perché secondo me ha un minimo di potenziale, non è il mio, però sicuramente... Cioè, nel senso che tu hai molto più potenziale, sapresti fare meglio? Ma chi io? Eh. Che senso? No, niente, lascia stare. Dai, comunque, continua pure. Niente, banalmente non mi ha trasmesso molto, ecco, diciamo così, però la sufficienza, dai, un 6 politico a 13 Pietro lo do. Ovviamente nettamente minore a Leo Gasman. Chiaro, chiaro. Bene, signori, abbiamo finito la nostra seconda parte di valutazione canzone per canzone, più o meno, tra virgolette, dei cantanti in gara quest'anno a Sanremo. È arrivato il momento di fare un po' il riepilogo, un po' le considerazioni finali e anche un po' la nostra top e flop personali. Quali sono tra questi 15 e quelli di cui abbiamo parlato ieri, quelli che ci piacciono di più, quelli che ci piacciono di meno. Scogna, parti tu. Chi ti piace di più, chi ti piace di meno? Io non mi ricordo quelli 15 di ieri. No, comunque, secondo me i migliori sono Serena Brancale, Fulminacci. Basta. Ok. Basta. E i peggiori? Tutti gli altri, dai. Ok. È una roba terribile, ripeto. Un reparto ospedaliero probabilmente mettono fuori sta musica qua. È una roba terribile. Hanno sbagliato tutto. Ok. Dal conduttore ai cantanti alle canzoni, tutto sbagliato. Bene, per me, per quanto mi riguarda, la mia top è Dito nella piaga, Sal Da Vinci e Malika Yan. I peggiori, secondo me, sono quelli a cui ho dato 4, quelli che non mi ricordo nemmeno, tipo Luché, 13 Pietro, non lo so, non saprei neanche dire. Samurai J, il terrorista e la malattia venerea di ieri, LDA e H7. Non mi indicare quelli quando lì... dici malattia e il gruppo terroristico. Cioè, quelli lì sono la mia flop, sono quelli che mi sono già dimenticato, figurati quanto mi ricorderò tra anni. Cugino? Allora, migliori direi anch'io Malika Yan, Dito nella piaga e direi anche Serena Brancale. Peggiori, ce n'è una che sovrasta tutti ed è Elettra Lamborghini e non poteva essere altrimenti. E chi altro a parte Elettra Lamborghini che abbiamo detto stasera? Ah beh, ovviamente Francesco Renga, ovviamente. Regia? Allora, non c'è nessuno che mi fa dire oddio, vincerà lui o lei. Sicuramente non sono per la profezia di Fedez e Masini, Speriamo. sinceramente che non vincano. 2 tragedie 2 anni di fila è anche troppo. Allora, sicuramente Dito nella piaga mi piace, e Dargen è anche una canzone intelligente, J-Ax è crazy secondo me, sia in male che in bene. Malika mi piace, ci sono anche altri che secondo me hanno fatto un buon lavoro, però niente di eccezionale onestamente. E quelli che tu bocci immagino che siano i Napoletani? perfetto. Ok. Posso. E Ora questo per fare un riassunto. sì, Sono dispiaciuta da questo Sanremo, sono onesta, perché non c'è nulla che spicca. no, non c'è niente che spicca, che ti rimane impresso, che canti il giorno dopo. Sono d'accordo. Non so se avete letto che vorrebbero fare, o forse faranno, un Sanremo estivo. Speriamo di no. Speriamo di sì, con un'altra conduzione e con un po' di freschezza. Sinceramente spero nel meglio e non so in cosa sperare onestamente.
veramente. Bene, Non so- signori, chiudiamo molto velocemente che dobbiamo salutare con la nostra top bonazzo, top bonazza, che ci tenevo a farla. Scogna, per te chi è il più bonazzo e la più bonazza? La più bonazza ti direi, ma è una bella lotta, però rimarrei su Dito nella piaga. Bene, Perché- e il bonazzo maschio? No, non lo faccio il bonazzo maschio. Ecco. Cioè, Malika Ayane. Dai. Allora, per me il top bonazzo, vabbè, Leo Gasman, l'unica qualità che ha, oggettivamente, e top bonazza direi Patti Bravo. No, dai, scherzo, Dito nella piaga, ovviamente. Cugino? Allora, No, cugino, dobbiamo andare. top bonazza io direi Chiello, Chiello assolutamente, e concordo con Scogna, top bonazzo direi Malika, bravissimo cantante pure, gran fregno. Dai, Sveva, salva tu la situazione. Purtroppo non abbiamo Olli come l'anno scorso, mi spiace, quindi rimango Oddio. su Leo. Sì. E... Top bonazza. diverse. Mara Sattei, Dito nella piaga, Malika, non lo so. Top diverse. bonazza, una ne devi dire. Una, Sì. sì. Dito Vittorio, nella più piaga. veloce. A carisma, Dito nella piaga. No, bene, Oh, bene. ok. Quindi abbiamo due dito nella piaga, due dita nella piaga e due Malika. No, io ho votato Chiello come top bonazza, Va non bene. confondiamo. Bene, signori, dobbiamo salutare. Noi speriamo che questo speciale Sanremo 2026 I Barbari Cantanti vi sia piaciuto, la seconda edizione di questo speciale Sanremo. Ringraziamo la redazione di Radio Libertà per averci dato la possibilità di farlo anche quest'anno, e stasera il buon Beppe dalla redazione della radio addirittura per essersi abbassato al livello di intervenire in un programma condotto da noi. E ringraziamo ovviamente la nostra regista preferita, storica, la nostra buona Sveva, che è qui, ha fatto la regia a gratis e in più ha anche dovuto sopportarci per un'ora. Sì, vi ringrazio e sì, vi ho sopportato per un anno, vi sopporto volentieri anche per questi speciali Sanremo, quindi ringrazio io voi. E Sveva, ovviamente, se un giorno volessi ovviamente venire come ospite dei Barbari Eleganti, Non ti allargare, Marco. sei, Dai, non ti sei allargare. assolutamente la benvenuta. No, assolutamente no, ti ringrazio lo stesso, è stato bello così. Come se avessi accettato. Come se avessi accettato. Benissimo, signori, allora vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con la puntata della, come si dice, canonica dei Barbari Eleganti. Grazie per averci seguito. Fermo, giovedì. Vabbè, giovedì poi sì, il tuo Crossroads, ok, il solito. E noi ovviamente non vi invitiamo a guardare Sanremo stasera, perché vi invitiamo a continuare a seguire la programmazione di Radio Libertà, ma nel caso decideste sfortunatamente di guardare Sanremo, fateci sapere con un WhatsApp al numero della radio 340 6709 659. Poi tanto ne parleremo anche nella puntata dei Barbari. Cosa ne pensate? Grazie, buonanotte a tutti, e non possiamo dire viva i piedi come sempre, quindi cara Sveva, mandiamo la sigla! E Sanremo, e Sanremo, e Sanremo.